In Viale Santa Vendrace un clamoroso stop al progetto dopo anche il voto di residenti e commercianti che avevano promosso il senso unico, città al buio in molti rioni la sera, due problematiche per Luigi Mannino. Partiamo da Viale Santa Vendrace, lì tutto fermo, i commercianti sono furiosi. I commercianti sono furiosi e hanno anche ragione di esserlo, però il ragionamento forse andava fatto un po' prima. Magari ci siamo ritrovati un progetto che non era un progetto azzeccato. Una cosa è certa, io credo che sia arrivato un momento in cui la politica è giusto che paghi quando deve pagare, però quando sbaglia la parte amministrativa, a questo punto dovrà pagare anche la parte amministrativa, perché se il progetto è sbagliato qualcuno ne dovrà rispondere. Le migliorie comunque le ha effettuate la giunta Truzzu, il sondaggio con il senso unico al 60%, poi si scopre che i pullman devono passare là. Io ho contestato da subito, avevo contestato a suo tempo quando si fece questa scelta il fatto del senso unico, proprio per prendere in considerazione il fatto che ci passassero dei pullman anche di notevole lunghezza, dei pullman particolari. In quella strada passano quelli doppi e il problema di fondo è che non si può, probabilmente si deve cercare di trovare delle soluzioni guardando nella complessità prima ancora di dare il via ai lavori. Probabilmente è stato fatto in maniera affrettata, perché questo ricordiamoci che comunque è un progetto che viene dal passato, forse avremmo fatto meglio a farlo saltare, magari sarebbe arrabbiato qualcuno, però pazienza. E però lì devono passarci anche le piste ciclabili, i commercianti non le vogliono. Non è detto che siano piste ciclabili. A quel punto io sono del parere che quando la norma ti dice che è vero che se tu fai certi interventi devi rifare, quindi intervieni in maniera pesante su una strada, devi tener conto della mobilità leggera, la mobilità ciclabile, ma ti dice anche la stessa norma che salvo problemi di sicurezza e restringere troppo una carreggiata potrebbe creare dei problemi di sicurezza. Quindi non le farete lì le piste? Non lo so, non sono io l'assessore. Fosse per lei? Fosse per me non avrei fatto niente, avrei puntato tutto sulle corsie ciclabili che sono state previste dalla recente modifica del codice della strada e consentono di educare dal punto di vista mentale, quindi del comportamento, e portare alla coesistenza tra la mobilità leggera e la mobilità pesante. Mannino, Viale Santa Vendrace è solo uno dei tantissimi esempi. Un'altra problematica con la P maiuscola, Cagliari la notte è quasi tutta al buio. Allora, ci sono diversi problemi, anche lì bisogna andare a guardare le origini del male. Le origini del male sono nel fatto che diversi anni fa, forse nel 2017, in pompa magna si annunciò cambieremo i corpi illuminanti, avremo dei lampioni telecontrollati. Sono stati cambiati i corpi illuminati, ma di lampioni telecontrollati ce ne sono veramente pochi. Intanto però da 2 anni e mezzo ci siete voi. Infatti stiamo cercando di porre il rimedio. Purtroppo i tempi tecnici, tant'è che sono stati fatti tutta una serie di appalti, sono stati messa una serie di risorse proprio per risolvere questi problemi. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Poi tra 2 anni e mezzo vedremo. Se avremo portato risultati, bene, se non ci saranno risultati, pazienza. Ognuno è il governo che si merita, si diceva Aristotele se non ricordo male, quindi pazienza, vedremo. Io sono convinto di una cosa, che si sta cercando di fare le cose con poca superficialità, come ho sempre evidenziato in passato, e cercando di fare delle cose che portano delle soluzioni, non dico definitive, ma quasi. Mannino, Xedda intanto comunque alcune parti di Cagliari le aveva cambiate, il nuovo poeta, le vie dello shopping. Voi tra 2 anni e mezzo con cosa vi presentate agli elettori? Io credo che non sia tutta questione di lavori pubblici. Io credo che la cittadinanza voglia delle risposte anche nelle cose immediate. Ve ne dico una su tutte. Uno dei problemi più grandi che abbiamo in questo momento in città e che mi viene evidenziato da più persone, anche personalmente l'ho potuto constatare, è l'eccessiva presenza di gabbiani all'interno del perimetro cittadino, e questo crea dei problemi. Ci sono delle persone che lo stanno evidenziando, quindi anche dare risposte per queste che sembrano piccole cose è già un mostrare attenzione per i problemi dei cittadini. Beh sì, sono piccole cose se comunque c'è una città al buio con anche aggressioni buio, nell'ultimo periodo. Facciamo l'esempio dell'altro giorno che l'ho segnalato io, via Sonnino al buio. Che è ancora al buio. E il problema non è del comune.
Il problema è il problema dell'energia che non arrivava. I cagliaritani però poi vanno a bussare da voi. Beh certo, bussano sempre da noi, ma in certi casi noi non c'entriamo, se non possiamo fare altro che sollecitare chi deve intervenire. È così come il discorso per le fognature, così come il discorso dei sottoservizi, c'è tutta una serie di fattori che è giusto che ci si prenda le colpe quando si hanno delle colpe, ma quando non si hanno delle colpe no. Tornando al Viale esempio, Santa Vendracia, la questione viabilità, lei comunque è nella commissione traffico, è scontento? Sì, ma io ero scontento già a suo tempo sono sempre stato scontento, perché secondo me la viabilità va trattata in maniera molto più attenta, diciamo più attenta.